Ciao a tutti, sono Sabatina Napolitano. Sono venuta qui al laghetto, come ho scritto nell'articolo, per parlare velocemente di un libro che ho preso in prestito alla biblioteca comunale di Abbadia San Salvatore. Ho preso questo e uno di Nabokov, di cui parlerò in seguito perché questo è un libro che merita attenzione. Io ho condiviso su uno dei miei profili Instagram questo libro in un'altra edizione. L'ho letto in un'altra edizione, quindi mi faceva piacere anche familiarizzare con la biblioteca qui. In biblioteca mi hanno anche dato questo giornale che mi è piaciuto moltissimo e che ho citato nell'articolo, Valley Life. Questo è il numero 161, settembre-ottobre del 2020. Logicamente io ho la mascherina però in questo momento la metto così perché sono completamente sola e credo anche di dovermi sbrigare perché altrimenti la luce cambia. Allora, io avevo già letto e avevo condiviso questo libro il 23 agosto del 2020, prima di andare a Cirella, dove poi vi ho registrato un altro video parlando di Isolatria di Antonella Nedda. Anche questa volta mi trovo a parlare di un libro dell'anima. Questa volta è un libro autobiografico, L'arte di correre di Murakami. È un libro che ho trovato veramente commovente, anche perché io mi sono sentita attratta da questo libro per dei motivi veramente non credo distanti. Io ho scritto Corsivo, che è un libro che riguarda il gioco del carattere dell'altro, il gioco della scrittura anche. Ed è dedicato non solo al mio compagno di scrittura, ma si spera a qualcosa di più. E in questo senso ho trovato la metafora della corsa, dell'atto del correre, con la scrittura calzante, veramente motivante, e riconosco Murakami come uno dei miei maestri. Io vorrei addirittura incontrarlo, ma mi sembra impossibile in questo momento. Faccio conto che lo incontro facendo questo video e quindi gli voglio dire grazie per questo libro, perché veramente mi ha commosso e mi ha spinto a scrivere l'articolo con le motivazioni per le quali io ho trovato questa lettura veramente emozionante. Allora, io mi trovo qui sul Monte Amiata ad Abbadia San Salvatore e ho trovato l'incoraggiamento per una dichiarazione alla Toscana, perché è una terra che voglio vivere e dove voglio restare. Credo che a 30 anni nel destino di una persona si matura un progetto di vita e il mio voglio che si maturi qui. Capirete che intorno a me si stanno verificando varie narrazioni di poeti e scrittori, e quindi io ho palesato e allungato il mio sguardo perché intendo vivere la preziosità delle cose così come vengono dal mio destino personale. Io non ho incoraggiamenti da agenzie letterarie, e seppure fossero gratuite non li vorrei. Non ho incoraggiamenti di agenzie letterarie, non ho incoraggiamenti di alcun tipo. Mi sono formata e mi aggiorno correndo da sola, e non voglio che questo motivo sia per altre logica di narrazioni continue. Logica di narrazioni continue che mi scoccio di verificare. Piuttosto mi piacerebbe un domani scrivere articoli sui quotidiani nazionali, se me ne danno l'occasione, perché comunque io credo che sia in un modo o nell'altro andata nell'occhio anche dei redattori, dei caporedattori, quindi spero che dopo una pubblicazione di narrativa mi facciano qualche proposta, in tutta onestà, perché credo che ciò che dico abbia un valore storiografico e storico importante per tutti, e non credo, secondo me, opportuno continuare a farmi scrivere in dei blog, anche se io non mi lamento e reputo che il diritto all'informazione è fondamentale. Quindi L'arte di correre di Murakami, un libro bellissimo in 9 capitoli, poi c'è la prefazione e la postfazione, scritto tra il 2005 e il 2009.
dove appunto Murakami spiega le sue abitudini quotidiane, e ne parla con confidenza e con una particolare maestria, che è proprio quella del suo talento. Lui più volte marca questo aspetto dello scrittore, della scrittura, avere talento, ogni giorno dedicarsi. Lui si è dedicato ogni giorno per almeno un'ora alla corsa, ed è necessario, importantissimo, sentire la fatica dell'energia mentale, non solo dell'energia mentale ma anche fisica, che si ha nel momento in cui ci si mette a scrivere. Io mi rivedo in ciò che dice Murakami, e anch'io ho fatto in questi mesi che mi avete seguito lezione di queste prospettive. Io credo che non esista alcun tipo di collaborazione fatta sulla base di una partecipazione fittizia, laddove esistono addirittura critici a lavorare concettualmente con similitudini e metafore che riguardano vite di terzi. Credo questo esempio di parassitismo veramente da allontanare alla mia vita biografica e personale, e reputo giusto che non si incontri mai con me. In Italia esistono diversi critici molto bravi, per cui io non ho necessità alcuna di bussare o di elemosinare attenzioni che io non voglio, né con la poesia né con la critica. Io mi relaziono a persone che hanno lo stesso tipo di vibrazione mia personale, che hanno un principio di verità nell'indagine letteraria che montano, che costruiscono e che architettano in un principio di verità, come di profezia, ma anche di dignità intellettuale e personale. Mi sognerei di avere un talento narcisistico, o comunque di spingere la barca della collaborazione. Anzi, mi ritrovo nel concetto di Murakami, di un andamento dello scrittore e della scrittura come corsa, come una corsa privata, personale, dove ci si sente in sacrificio e dove bisogna maturare nella preziosità delle cose. Volevo anche in questo video quindi dichiarare il mio amore per la Toscana, e dichiarare il fatto che voglio viverci, voglio vivere qui. Non a caso c'è un articolo di Mike Jagger su questa rivista molto bella, che ho trovato veramente molto appassionante, e anche una rielaborazione di Murakami. Con questo vi saluto, perché altrimenti il video dura troppo, e spero di registrarvi da qui un altro video per una risata nel buio di Nabokov. Ciao!